Buongiorno, benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Inchiesta CEFPAS per la procura di Caltanissetta, la cricca puntava ai voti dei cattolici, tra gli indagati anche il fratello del cardinale Reina. Azzerato il gruppo di giovani che organizzava spedizioni punitive, sequestrate armi e droga nell'operazione della polizia di Avola. Paziente morto al Policlinico di Palermo, l'autopsia esclude che sia stato in conseguenza di un'aggressione. L'anziano era stato colpito al volto da un cinese, ma il decesso sarebbe stato causato da shock settico. Nuova violenza al pronto soccorso dell'ospedale di Agrigento. Un ventenne in attesa di essere visitato insulta il personale e distrugge arredi e macchinari. Catania tornano fruibili il solarium di San Giovanni Licuti e la spiaggetta nera dopo i danni del ciclone Harry. Oggi si apre ufficialmente la stagione balneare per gli stabilimenti privati. Festa in piazza blindatissima a Palermo per Dua Lipa e Callum Turner. I festeggiamenti della coppia dello Star System proseguono stasera a Bagheria. Calcio, da lunedì il Catania getterà le basi per la nuova stagione, sul tavolo assetti societari, ritiro e scelta del direttore sportivo e allenatore. Caserta è il favorito per la panchina. In apertura una notizia dell'ultima ora: un incendio è divampato la notte scorsa a Capaci. Le fiamme hanno danneggiato una stazione di servizio. Secondo le prime informazioni sono stati gravemente danneggiate le attrezzature, 2 colonnine per l'erogazione del GPL ed è stato distrutto un veicolo che si trovava nell'area dell'autolavaggio. Secondo le prime indagini il rogo sarebbe doloso e si inserirebbe nella lunga serie di intimidazioni che hanno colpito diverse attività dal quartiere Tommaso Natale fino a Carini. E torniamo ad occuparsi dell'inchiesta CEFPAS. La politica punta ai voti dei cattolici. Tra gli indagati c'è infatti anche il fratello del cardinale Reina, Luca Ciliberti. Per la procura di Caltanissetta, la cricca che avrebbe gestito le assunzioni e le consulenze al CEFPAS, l'ente pubblico per la formazione del personale sanitario in capo alla regione siciliana, si credeva onnipotente e capace di arrivare ovunque. Bastava ingraziarsi parenti e amici dei potenti. Un sistema di parentopoli e favoritismi che avrebbe avuto come obiettivo anche l'accaparramento del consenso elettorale tra i cattolici, tant'è che tra i 12 indagati compare anche Domenico Reina, fratello del cardinale Baldassarre, attuale vicario generale di Papa Leone per la diocesi di Roma. Un ruolo dominante, secondo l'accusa della procura, era quello del deputato regionale Riccardo Gallo Afflitto, che veniva chiamato Gesù e che manovrava tutto attraverso il direttore Roberto Sanfilippo e il suo braccio destro Gioacchino Pontillo. Nel caso del fratello del cardinale Reina era stata prevista una trattativa diretta del progetto per la realizzazione di una biblioteca digitale per il CEFPAS, importo 128.000 euro. Per gli inquirenti l'unico scopo perseguito dagli indagati era ringraziarsi il fratello di Reina, il cardinale Baldassare detto Baldo, al fine di convogliare i voti dell'elettorato cattolico sulla figura di Margherita La Rocca Ruvolo, deputata regionale di Forza Italia, non indagata nell'inchiesta, alleata politica di Riccardo Gallo Afflitto, il deputato regionale che appunto è tra gli 8 destinatari della misura cautelare. Per Gallo Afflitto, Sanfilippo e Pontillo la procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere, per gli altri gli arresti domiciliari. Dalla presidenza della regione siciliana intanto si apprende che il governo non aveva rinnovato il mandato scaduto lo scorso marzo all'ex direttore del CEFPAS Roberto Sanfilippo ed era stato nominato come facente funzione l'attuale direttore amministrativo Pietro Maria Testai fino alla nomina del commissario straordinario Gianluigi Amico. Una banda di giovani che con armi anche da guerra voleva imporre il potere su Avola nel siracusano. Arresti e sequestri fermano sul nascere le spedizioni punitive che stavano organizzando contro gruppi rivali. Francesco Aloi. Le foto con i Kalashnikov in mano per fare vedere a tutti chi comandava. 7 ragazzi di Avola tra i 19 e i 24 anni volevano imporre la loro legge, si fa per dire, anche con le armi. Adesso però la polizia ha messo fine al loro disegno criminale. Sono emersi proprio anche dall'analisi delle fonti aperte dei profili social dei sodali numerosi post ritraenti gli stessi in possesso di armi anche ad elevata potenzialità offensiva.
Per più di un anno il gruppo è stato nel mirino degli investigatori della squadra mobile del commissariato di Avola, con il coordinamento della procura di Siracusa. Erano pronti a tutto pur di comandare sul territorio. Durante l'attività investigativa più volte hanno organizzato spedizioni punitive contro gruppi considerati rivali, però fermate in tempo dai poliziotti. Così qualche arresto insieme al sequestro di armi ha ostacolato il gruppo, che chi indaga ha definito stabile e strutturato. Gli investigatori della squadra mobile del commissariato di Avola nell'agosto 2025 sono intervenuti in un noto locale della zona costiera di Siracusa, bloccando uno dei sodali armato di una pistola a salve modificata. Altro arresto in questo senso è molto importante nel corso dell'attività di indagine, è stato nel settembre 2025 quando i sodali sono stati bloccati all'interno di un casolare e trovati in possesso di una pistola mitragliatrice MP40 e di una AK-47, un Kalashnikov. Uno dei 7 ragazzi si trovava già in carcere ed è proprio qui che chi era in libertà faceva arrivare droghe e cellulari. Adesso però sono tutti dietro le sbarre. Paziente morto al Policlinico di Palermo, l'autopsia adesso riscrive un'altra verità. Sentiamo Tonino De Mano. Non sarebbero stati i colpi ricevuti al volto a provocare la morte di Gioacchino Perna, 86 anni, deceduto nel reparto di medicina e chirurgia d'urgenza del Policlinico di Palermo, dove era ricoverato. E quanto ha accertato l'autopsia. L'uomo era stato trovato con il volto insanguinato. I familiari avevano presentato una denuncia ai carabinieri. La procura aveva aperto un'inchiesta per omicidio preterintenzionale a carico di un cinese di 25 anni. Secondo una prima ricostruzione, a ferire la vittima a colpi di telecomando sarebbe stato proprio il giovane cinese che condivideva la stanza con la vittima, ma l'autopsia avrebbe escluso la correlazione tra i colpi inferti e la morte dell'anziano. Il decesso sarebbe stato causato da uno shock settico. Per ragioni ancora poco chiare, tra i due pazienti sarebbe nata una discussione poi degenerata e l'anziano sarebbe stato colpito al volto. Dopo 48 ore è andato in arresto cardiaco ed è deceduto. I carabinieri hanno sequestrato le cartelle cliniche e stanno ascoltando pazienti e operatori presenti in quel momento in ospedale. È stato convalidato il fermo dei 2 giovani accusati di tentato omicidio dopo la rissa avvenuta all'esterno di una discoteca di Taormina nella notte fra l'1 e il 2 giugno. Sentiamo Francesco Triolo. È stato convalidato dal GIP Salvatore Pugliese il fermo dei 2 giovani messinesi accusati di tentato omicidio per la rissa avvenuta fuori alla discoteca di Ipanema a Taormina nella notte tra l'1 e il 2 giugno. I 2 ragazzi, 24 e 25 anni, accompagnati dai propri avvocati Salvatore Silvestro, Giovanni Caro e Tommaso Calderone, hanno risposto alle domande del GIP, confermando quanto già detto al PM Fabrizio Monaco, che li aveva sentiti a lungo nella giornata di giovedì. Al GIP hanno raccontato la loro versione della vicenda, dicendo che la lite era iniziata all'interno del locale per una discussione con una ragazza e poi proseguita all'esterno, dove uno dei 2 è stato aggredito da una quindicina di giovani catanesi. Il ragazzo, che era alla guida dell'auto, ha sottolineato inoltre che la sua intenzione era solo quella di farli spaventare, piombando a tutta velocità con l'auto per interrompere il pestaggio dell'amico. I 2 ragazzi quindi restano in carcere mentre proseguono le indagini per individuare il gruppo di catanesi coinvolto nella rissa. Intanto, dopo una serie di approfondimenti con un'ordinanza, il sindaco di Taormina Cateno De Luca ha disposto l'immediata cessazione dell'attività di trattenimenti musicali e danzanti al Lido Ipanema Beach di Contrada Spisone. Il presupposto amministrativo è sostanzialmente dovuto al fatto che con il subentro dei nuovi proprietari, secondo il comune di Taormina, sarebbe stato necessario rinnovare anche la precedente licenza concessa dalla questura nel 2022, cosa che non è stata fatta, e quindi per il comune non vi era alcuna autorizzazione per quella serata danzante. Dalla Spagna alla Sicilia, con oltre 13 kg di cocaina nascosti nell'auto, 3 giovani di Lentini arrestati dopo un lungo pedinamento tra Calabria e Messina. Eva Spampinato. Viaggiavano dalla Spagna verso la Sicilia con un carico di oltre 13 kg di cocaina nascosto nell'auto. La polizia ha arrestato 3 persone, un uomo di 37 anni e 2 giovani di 23 e 21 anni, tutti originari di Lentini, nel Siracusano. L'operazione è stata condotta dagli agenti della squadra mobile di Catania e del commissariato di Lentini. Dopo aver raccolto informazioni sull'attività di traffico di droga, i poliziotti hanno intercettato la vettura in Calabria e avviato un lungo pedinamento, seguito fino agli imbarcaderi
Belvedere di Messina. Durante la perquisizione del mezzo gli agenti hanno scoperto 12 panetti di cocaina accuratamente occultati negli sportelli posteriori dell'auto. I 3 sono stati arrestati e trasferiti in carcere. Il giudice ha successivamente confermato la custodia cautelare per uno degli indagati, mentre per gli altri 2 ha disposto l'obbligo di dimora e la presentazione periodica alla polizia giudiziaria. Ancora violenza al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dopo un ventenne andato in escandescenze. Sentiamo Davide Sardo. Ancora attenzione al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Nella notte un ventenne ha perso il controllo, aggredendo verbalmente il personale sanitario e danneggiando arredi e alcune attrezzature. Solo l'intervento dei carabinieri ha evitato conseguenze più gravi. I fatti si sono verificati nella sala d'attesa, mentre il giovane, residente ad Agrigento e disoccupato, attendeva una visita medica. Per motivi ancora in corso di accertamento, ha iniziato a protestare in modo insistente, alzando la voce contro medici e infermieri. Nel giro di pochi minuti la situazione è peggiorata. Il ventenne avrebbe danneggiato alcuni arredi e strumentazioni del reparto, creando forte tensione tra operatori e pazienti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno riportato la calma. Per lui è scattata la denuncia in stato di libertà per interruzione di pubblico servizio e danneggiamento. Tra il personale cresce l'allarme per episodi sempre più frequenti che mettono sotto pressione il pronto soccorso già in condizioni di forte criticità. Il sistema di gestione degli scarti vegetali delle serre si sta trasformando in una enorme discarica a cielo aperto. La denuncia dei 5 Stelle da progetto ambientale a bomba ecologica. Sentiamo Veronica Barbarino. Cumuli di scarti vegetali intrecciati a plastica e materiali non riciclabili abbandonati senza controllo. È lo scenario documentato dalla deputata regionale del Movimento 5 Stelle Stefania Campo durante un sopralluogo a Contrada Perciata nel territorio di Vittoria. In questo luogo avrebbe dovuto funzionare il progetto Riciclo Verde, pensato per smaltire in modo corretto la cosiddetta fratta agricola, ovvero gli scarti delle coltivazioni in serra. Un'iniziativa nata anche per contrastare il fenomeno delle fumarole che da anni affligge la fascia trasformata del Ragusano. Quello che doveva essere un progetto virtuoso della provincia è diventato l'esatto contrario, una bomba ecologica con una pressione enorme sul territorio ed è l'esatto contrario di quello che si doveva fare. Secondo quanto rilevato, i camion scaricherebbero senza verifiche adeguate, rendendo impossibile qualsiasi processo di recupero. Chiaramente non potrà essere triturato e interrato e quindi il biotrituratore che era stato acquistato al modico prezzo di 90.000 euro è fermo, non è mai stato in 2 anni utilizzato con grande sperpero di fondi pubblici e tutta questa discarica a cielo aperto difficilmente sarà smaltibile. Dal Movimento 5 Stelle arriva quindi la richiesta al libero consorzio di chiusura immediata del sito e di un monitoraggio ambientale urgente. Contro i ritardi nella riapertura della statale 118 Corleone Agrigentina protestano sindaci e cittadini. Davide Sardo. Anche la Chiesa scende in strada. Sulla statale 118 Corleone Agrigentina la protesta si fa sempre più forte e corale. Comunità ecclesiale, sindaci e cittadini insieme per chiedere la riapertura immediata del tratto Cianciana-Raffadali, chiuso da mesi dopo una frana che ha compromesso la sicurezza e isolato intere aree del territorio. La nostra viabilità è veramente accidentata, creando situazioni imbarazzanti per i collegamenti, per i lavoratori, per chi si deve spostare, ma immagino anche per qualche situazione di emergenza. Chiesa, sindaci, cittadini tutti uniti sulla statale 118 per chiedere la fine dell'isolamento del territorio. Creiamo dei disagi, specialmente ora nel periodo estivo con gli incendi che si svilupperanno, perché qua sopra questo territorio vi è un demanio forestale. Una mobilitazione corale che chiede risposte urgenti e interventi concreti, con la rabbia di chi da mesi vive disagi quotidiani e l'isolamento di intere comunità. Non possiamo spostarci dal paese, dobbiamo fare un giro molto più lungo
e chi ci lavora ad Agrigento è un problema. Se capitasse per esempio che qualcuno si sentirebbe male, non riuscirebbe a salvarsi per andare all'ospedale ad Agrigento. La richiesta resta chiara: ripristinare quanto prima la viabilità e ricucire i collegamenti tra le comunità rimaste ai margini. Ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco per farvi vedere le immagini della festa in piazza ieri sera al centro di Palermo di Dua Lipa e del neomarito Callum Turner. A tra poco. È entrato ufficialmente in funzione da ieri il solarium di San Giovanni Licuti a Catania, dotato di accesso per disabili insieme alla spiaggetta che è stata ripristinata dopo i danni causati dal ciclone Harry. La struttura è già frequentata da cittadini e turisti, mentre proseguono le verifiche e i lavori nelle aree del lungomare ancora danneggiate. Nei prossimi giorni è prevista l'apertura delle spiagge libere della Playa, dove invece inaugurano la stagione balneare proprio oggi gli stabilimenti privati. E veniamo adesso alla festa, ai festeggiamenti per le nozze in piazza a Palermo per la coppia stellare Dua Lipa e Callum Turner, balli e abbracci al centro storico per una festa blindatissima. Stasera si replica a Bagheria, attesi fra i tanti Elton John e Robbie Williams. Marco Gullà. Baci, abbracci e balli. Piazza Croce dei Vespri a Palermo per una sera si è trasformata in un grande set cinematografico per la festa di nozze della pop star Dua Lipa e l'attore Callum Turner. Auto d'epoca, specchi con grandi cornici dorate, vetri un po' anneriti, ospiti che ridono e che applaudono i due novelli sposi. Ti amiamo! Una festa blindatissima con la banda musicale, vino e cocktail per gli invitati, fra gli ospiti la stilista Donatella Versace. Fin dalle prime ore del pomeriggio la piazza è stata completamente transennata e presidiata da un imponente dispositivo di sicurezza composto da forze dell'ordine e security. Spostiamo tutti, grazie. Facciamo spazio, grazie. Alle 19 circa l'arrivo degli sposi e la cantante non si è limitata ai saluti di rito. Dopo aver abbracciato uno ad uno gli invitati si è lasciata trascinare dall'energia della banda. Oggi altro giorno di festa, ma a Bagheria, Villa Val Guarnera, attesi super VIP come Kylie Minogue, Elton John e Robbie Williams. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva, perché da lunedì sono attese le prime decisioni per il Catania, tra poco. Siamo alla pagina sportiva, attese per lunedì le prime decisioni in casa Catania con il rientro di Grella in sede, il consiglio di amministrazione, tempi serrati per DS, allenatore e ritiro estivo, Caserta in pole position per la panchina. Marco Carli. Lunedì la giornata delle prime decisioni. L'ho anticipato Pelligra con la notizia del CDA, ma lunedì è anche il giorno del ritorno in sede di Grella, a cui il presidente ha in due occasioni, nota riservata alla stampa e incontro a Torre del Grifo, rinnovato la fiducia per quello che è un socio nella proprietà. Si parlerà anche del lavoro estivo, con la speranza di partire subito a Torre del Grifo, ma prende corpo l'opzione 2, con prima parte fuori Catania e seconda in sede, anche perché la stagione comincerà prima di Ferragosto con la Coppa Italia. La scelta poi è relativa all'allenatore e sarà quella che determinerà anche la definizione della rosa, con un mercato da fare in stretta collaborazione con il DS. I tre tecnici, che al momento sono in ballottaggio, hanno caratteristiche tattiche diverse. Caserta è adesso il favorito, conosce la piazza e poteva già arrivare a febbraio, insomma un profilo già sondato e che piace parecchio. Biancolino resta sullo sfondo, così come De Giorgio, che potrebbe prendere il posto di Caserta proprio a Empoli. Da lunedì se ne saprà di più, ma il Catania potrebbe ripartire proprio da Caserta e varrà. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio adesso alla rassegna stampa, l'informazione torna come sempre alle 14. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.